Torna in Veneto a meno di un mese dalla giornata storica di Venezia Papa Francesco e lo farà con un messaggio potente in un momento in cui i venti di guerra soffiano più forti che mai. Giustizia e pace si baceranno le parole di Isaia scelte per il suo arrivo a Verona sabato prossimo. Una visita segnata da momenti unici, intimi e collettivi di preghiera e riflessione che Antenna 3 vi racconterà come sempre rigorosamente in diretta dalle 7 del mattino fino ai TG della sera. Lo faremo con i nostri inviati sul campo nei diversi luoghi scelti dal pontefice per portare la sua testimonianza di fede. Dopo l'atterraggio dell'elicottero papale nel piazzale dello stadio Bentegodi, dove sarà accolto dalle autorità, Francesco inizierà la sua giornata prima nella basilica di San Zeno con i sacerdoti e i consacrati, poi in piazza con i bambini e i ragazzi. Seguirà l'incontro in arena dedicato proprio alla giustizia e alla pace, parola quest'ultima che il Santo Padre non si è mai stancato di ripetere, così come non mancherà nuovamente la sua vicinanza alla popolazione carceraria. Dopo aver incontrato il 28 aprile scorso le detenute della Giudecca, sarà la volta dei detenuti di Montorio con i quali si tratterrà a pranzo. Il finale nel pomeriggio allo stadio Bentegodi con la Santa Messa concelebrata accanto al vescovo di Verona Domenico Pompili. Un sabato eccezionale per Verona e per l'intero Nord-Est che siamo pronti a raccontarvi minuto per minuto dalle 7 del mattino come sempre su Antenna 3, la TV dei grandi eventi.